i giovanotti in cerca di scambiare, a volte patrioti vanno via a cristare, un sogno cittadella, un bulia stanciare, un'idea zitella di tempi e tempi fa. Sicuro che subito hanno avuto l'idea di fare appena il corso nelle scuole. Hanno cominciato io in una scuola a Parecchio, era maestra in 10 anni, e vogliamo mostrare appena per avere un'idea praticamente hanno dato l'ordinatore perché è un documento vecchio anche del 78, donc era un foglio che vedete passare. Dietro che lo si chiama un planning hebdomadaire. Era una scuola con 4 livelli, CE1, CM1, CM2, e quando lo si faceva a scuola d'anno, in una scuola d'età unica, si faceva momenti comuni e momenti disciplinari per ogni livello. A stonda di corso era una stonda comune, dunque vi faccio passare, ce ne voglio 3, appena fate passare, e così che di anche il giornale, così, cioè, e vedrete che in corso hai una piazza di a poco presto un quarto d'ora a giorno, mica di più. Ma quando i maestri non viene dei paesi, i zideli, si sentivano in casa, si sentivano loro, parlavano, faceva che noi maestri avevamo la possibilità di fare appena di più. Dunque, mi è accaduto a me di fare a stondare il corso, ciò che si chiama l'insegnamento oggetto della lingua, si parla di un corso, si impara un corso, ma mi è accaduto di noi di fare lezione in corso, mettiamo una lezione di grammatica francese in corso, mi è accaduto, erano ziteli che parlavano un corso, che capivano. Dunque, questi momenti qui sono momenti che erano un po' fuori legge, perché chi ha legge del sonno non ci permetteva mica, ma i zideli erano appassionati, li piaceva che la maestra parlasse come lei, perché chi in casa spesso parlavano un corso, e dunque possiamo fare, pur se nel quaderno giornale presentavamo i nostri ispettori, consiglieri, era tutto scritto in francese, e per certe lezioni erano fatte in corso, e i zideli si campano in bene. Ciò che voglio dire è che quando si principiava dando, eravamo maestri indiati perché chi sappiamo che a lingua corsa aveva poco spazio nell'insegnamento dell'educazione nazionale, e dunque noi maestri eravamo parecchi così a insegnare, ci siamo impegnati perché a lingua corsa potesse avanzare appena di più nell'insegnamento in generale. Certi maestri conoscerete perché che ne intese parlare, io sono della generazione di Pasquale Ottavio, Alain Dimé, Luciano Rugiani, Pasqualina Bergola, Patrick Salvatorini, Alex Filippi, tutti questi maestri, certi sono firmati maestri di scuola, altri hanno avuto strade sfarranti, parlavamo di Alain Dimé, lui ha fatto hanno avuto percorsi sfarranti, hanno preferito passare al secondario, e io sono stata una delle maestre che hanno preferito tenere la piazza di maestra in scuola per poter dare generazione giovane, per i maestri a voglia di essere maestra in corsi che quasi lingua perché avevano una doppia cultura, e questa doppia cultura avevano bisogno che la sia stabilita e nelle nostre scuole non si può mica negare che il francese è la lingua di scuola, e non si può mica negare che il corso è la lingua di scuola. Ma quando abbiamo cominciato negli anni 70, fine degli anni 70, il corso aveva un carattere opzionale. Su carattere opzionale a noi non ci conveniva mica,
non ci combiniamo anche appena. Molto più che quando sono stata, abbiamo avuto un corso della scuola normale, sono stata formata alla scuola normale, tutta la formazione che noi abbiamo, formazione pedagogica, che dice una bella formazione, era in francese. E a noi di droit o astra per poter avere di noi una formazione in lingua corsa. Dunque, questa formazione qui pedagogica, tanto si faceva a Ajaccio, a scuola normale in Ajaccio, oggi si faceva qui all'università, e abbiamo una formazione solo pedagogica. Eravamo giovani tanto che avevano fatto studi appena ora, perché non c'era mica all'Università di Corsica, andavamo in Ex o in Nizza o a Strova, e quando noi siamo voltati a passare su un corso di insegnare delle nostre scuole, abbiamo a volontà di noi di fare di più per la lingua corsa. E quando è stata aperta l'Università di Corsica nel 1981, la maggior parte dei maestri che ti parlavo prima erano iscritti all'università e hanno ridiato gli studi all'Università di Corsica, dopo l'apertura in 1982, tutti i marchi partivano da Isoni a Manabonora, portavano a sera 8 ore e mezzo in casa e tutta la giornata erano un corso e hanno fatto per 5 anni fino a UDEA. Donc il y aura un diplôme d'étudiant qui est un master 2 déjà et moi. Et sa formazione che era una formazione universitaria, a me venne in complimento di ciò che poia da o portare una appena per me, ma di noi ai belli, perché ciò che non parliamo dando dirà storia di Corsica, storia, grammatica, ladino, facciamo appena di tutto, ma veniva di noi in appoggio appunto là il nostro lavoro in scuola. A me mi ha aiutato assai sa ricerca sul lavoro universitario per completare un insegnamento. Quando facevo una lezione di storia a USM2, aveva elementi che venivano da qui, perché non abbiamo mica avuto prima questa formazione delle scuole, non si imparava mica prima storia di Corsica, poi storia di tutto bene, e non l'abbiamo mai avuto. Dunque, ciò che abbiamo imparato all'università veniva appunto là un insegnamento a scuola. Non dico mica che faceva corsi universitari ai allievi di SM2 o di CE1, manca appena, ma aveva nozioni più accertate, più sicure per un insegnamento. E sul momento, su sanate di universitario che hanno fatto, fino alla maestria, ma c'era un passo bene per me tra l'insegnamento universitario, l'insegnamento nella scuola e mi ha dato la possibilità di riflettere non da ciò che si faceva nelle scuole e come si comportavano le elevi nelle scuole di bella lingua corsa, perché abbiamo una situazione di dire di certi parlavano un corso, certi non parlavano mica, certi non avevano mai un testo parlato della sua vita e avevano una vicinanza alla lingua corsa a scuola. Come si passava tutto bene? E a me mi interessava questa ricerca sul lavoro di contatto di lingue e il comportamento di idee di betto alla lingua, al francese e al corso. Tutto bene mi ha servito, abbiamo avuto un soggetto di maestria, non è quello. E all'anno meglio che era tanto di noi, studiatori come a scuola moderna vicino a me, ha fatto di noi un lavoro non è quello. Eravamo assai interessati da ciò che si poteva tirare di un nostro lavoro di insegnante di maniera più ricercata. Perché c'era un comportamento particolare di idee, come si comportavano, chi potevamo dare noi la nostra pedagogia didattica, che il lavoro che noi facciamo in scuola, come poteva essere acquistato dalle idee e come potevamo noi migliorare il nostro lavoro. Tutto questo su questa parte appena universitaria ci ha permesso di avanzare e d'avanzare il nostro lavoro. E quando in 86
c'è stato un proposto il primo accosto di insegnamento bilingue, ciò che si chiamava dando il corso integrato. Noi maestri qui ci siamo ficati subito in questa sperimentazione. Il corso integrato era la prima volta in cui si poteva in scuola lavorare nella lingua oggetto, per dire l'imparare la lingua corsa, e da braccio che noi chiamiamo noi la lingua a traccio, la lingua T, per dire insegnare una disciplina in lingua corsa. Ciò che io ho già fatto prima in bisogno, ma boh, così era mondiale a legge. E io era direttrice di scuola, a scuola moderna in Chisunaccia, e era una prova individuale. Era una scuola, all'epoca la scuola di Chisunaccia era una scuola di yoga con 4 scuole, e erano 4 maestre con Savone, una io impegnata nella sperimentazione, nell'esperienza di corso integrato, e l'altra non erano mica una sperimentazione, ma lavoravano a fianco a me e facevano ciò che faceva io in scuola, per dire, facevano un corso, l'imparare della lingua corsa, facevano lezioni di corso, mettiamo per la matematica, per l'attività motrice, per l'attività artistica, e tutto questo. Era una sperimentazione nata 2 anni. Dopo 2 anni eravamo appena capiati, non si sapeva più ciò che si faceva. C'est le propre de l'éducation nazionale, mettere un piazza già a fare, poi dopo ho idee sbagliate. Dunque, per 2 anni, io ho messo in piazza un progetto individuale allora non so mica, non l'ha mica, forse un documento che abbiamo fatto, perché non sappiamo mica se usiamo un retroprojettore, vi posso passare così, un documento, si vede che è una cosa appena anziana, come si faceva un progetto, chi facevamo nelle nostre scuole, che discipline potevamo insegnare in corso, come vogliamo fare. Noi da 3 foglie giù a scrivere qualcosa. Dunque, abbiamo fatto tanto un progetto, ed era la prima volta che si metteva in piazza un progetto chiaro, con ciò che noi andiamo avanti nelle nostre scuole, e di noi si è visto a messa in piazza della valutazione dell'imparare delle idee. Queste idee che però imparavano un corso, ma così, non si sapeva mica ciò che l'avevano imparato, se li riuscivano o no, era così alla rete. E con un corso integrato, valutazione, griglie di valutazione sono state messe in piazza. Allora, ogni maestro valutava ciò che gli pareva importante o interessante. Io, per esempio, adoro questa griglia di valutazione, che era nata come idee produziamo dopo un'interrogazione. L'interrogazione è questione che sono spesso poste nelle scuole quando imparano una lingua. E, per esempio, chi questione aperta, perché i idee possono parlare, e ho dato come è, chi vuole, o chi vuole, chi fa, e dove è di qual è. Aveva tutta una valutazione non un trimestre. E non sul trimestre qui, ogni idea era valutata quando faceva un'azienda a scuola con lei. E la prima prova di valutazione ci aiutava noi, maestri, a migliorare ciò che noi facevamo nelle nostre scuole. E per questo che dopo la valutazione, che poi è di tutti conosciuti nelle scuole, non ha conosciuto l'interrogazione scritta, si diceva tanto, ma la valutazione così all'orale si faceva mica. E io mi ricordo che le prime valutazioni erano castighi per me, perché chi piava da, domandava esattamente
ciò che gli dicevano, come producevano le idee, e Giulia valida questo fatto. Allora, hai messo in piazza un sistema di groge più o meno, non so più esattamente, e non dava per ogni idea, non un trimestre, si tra qui la giudice, si tra qui la giudice, si dice, oggi faccio questi idee. Passa un modello, ha passato un gruppo all'altro quando facevo cose e tenamente quelle che erano essere stati valutati. Dunque, io lavoro di maestri, quindi là, l'imparare des idées. Questo è un lavoro permanente. Ma quando on va avoir des musiques di maniera regolare, vi domanda un'attenzione come quelle di idee a scuola, anzi non avanzate mica. Dunque, a situazione di grado ha messo in piazza questa, un lavoro a parte del progetto e a valutazione di idee che non esistevano mica prima. Tutte queste valutazioni hanno principiato con il corso integrato. Il corso integrato eravamo noi maestri di scuola eravamo 6, mi sbagliamo là, eravamo 6 all'etica, a essere non esistevano. All'elementare erano assai di più, scuole moderne ce n'era più poco, ma noi eravamo, mi ricordo c'eri tu, c'era io, Marite Tomasi, Patrick Salvatorini e Lucie Chrétiatière e un altro. Poi leggevo, sì, erano già così, mica di più, mi ricordo. Ma dunque, ho buttato di chi tanto, non c'era né internet, né telefonini, eravamo spiccati. Allora io eravamo vicini, poi eravamo amici, noi, e ci vediamo spesso, ma con l'altro non ci vediamo mica, non sappiamo mica ciò che lui si faceva nella scuola. E questo era un peccato. E per questo di oggi, quando si parla di spartera, c'è un punto importante dell'insegnamento, di poter spartire con gli altri maestri a esperienza sola. Io faccio vedere tu chi fai, tu non fai, ci si riesce a fare, io no, faccio tutto così. Tanto di questa ci non cansare, perché non abbiamo mica i mezzi informatici più utili. E nell'anno 2000, quando è principiato l'insegnamento di sviluppo, i metodi moderni erano più correnti nelle scuole e questo ci ha aiutato per usare, eravamo tutti appena tutta la corsa, ma ci ha aiutato o manco a sentirci tra di noi. Prima, nell'anno 2000, quando è principiato l'esperienza della bislingua, abbiamo la possibilità di avere stati di formazione lunghi. Mi ricordo di formazione in corti di 2 mesi, eravamo una ventina di maestri e passavamo un mese a lavorare insieme a produrre documenti pedagogici perché sappiamo che nelle nostre scuole non abbiamo nulla. Fuori il lavoro che non facciamo noi non abbiamo nulla. Dunque era messo in comune tutte le conoscenze dei maestri che erano in formazione, ci mettiamo insieme, uno lavorava su un tema di geografia, uno nella storia, l'altro nelle scienze, l'altro nell'attività motrice, e cercavamo di produrre documenti più adatti per le nostre scuole. Ubicato è che tutto il lavoro che noi facciamo tra di noi, si stava di noi, nelle nostre scuole, ma non era mica messo a pro degli altri maestri delle altre scuole. Os RDP di Dando non era mica, forse nei mezzi né a volontà, non si sa, di diversi documenti che erano di qualità, perché abbiamo consiglieri pedagogici di prima drinka, maestri motivati, inviati nel nostro lavoro, impegnati, e il lavoro fermava o nelle nostre scuole o nelle scale di ispezione. E non è mai stato un poco stato partout di l'altro. Questo è stato proprio un peccato, perché documenti pedagogici sono quelli che aiutano le nostre scuole a lavorare. Si vous n'avez pas le livre de mathématiques pour faire l'exercice,
vous ne pouvez pas le faire l'exercice. Un curso, quando avete un livro di corso, fate un corso, com o problema scritto um curso, com o desenho que spiega tutto un corso. O zidelo è aiutato. Se non l'avete mica. Stradiate tutte le sere a fare ciò che faccio io quando ho principiato a scuola. E ciò che ho continuato a fare quando ero a scuola materna, perché non abbiamo mica tutti un materiale che combina a un momento della nostra giornata di scuola. Dunque, questi documenti pedagogici ci hanno permesso di avanzare le nostre pratiche di scuola, ma la diffusione non si è mai fatta. I siti bislingui sono stati, diciamo, generalizzati in tutta la Corsica. È stato un bene, ma è stato di noi una delle mancanze dell'insegnamento della lingua corsa, perché i siti erano stabiliti, ma non c'era più la formazione. Noi, i primi maestri impegnati nell'insegnamento di lingua, abbiamo avuto la possibilità di questa formazione. Dopo, la formazione è un peccato, si è aggrunziata appena tutti gli anni. E i maestri che avevano avuto un corso di lingua, avevano passato un'abilitazione perché chi parlavano proprio il corso, avevano praticato il corso delle scuole, avevano l'appellazione di maestri bislingui, ma non hanno mica avuto la formazione che noi, i primi, abbiamo avuto. Questo è un peccato. È un peccato perché l'insegnamento bislingui si è generalizzato, ma la formazione è stata messa da canto. Peccato. I maestri hanno lavorato, non dico mica che non lavorano mica nelle scuole, ma non erano mica aiutati dalla formazione. La formazione è qualcosa, la formazione continua, è qualcosa che ha bisogno di puntellare la vita di un maestro. Se la formazione non si fa, un maestro, un momento cara race soffia bene, dice, sono solo non ci sbocco mica, non aiuto mica la vita di scuola, aiutanti della scuola, e la formazione pedagogica è quella che ci porta a vedere pedagogica, perché quando avete una formazione non vi sentite più solo, siete un maestro, partite la vostra esperienza e vi sentite appena più aiutati. Questo è un affare. Ciò che vi voglio mostrare, quando l'insegnamento di lingua è stato messo in cesta, sono cose che se funziona bene, quando lavoriamo tutti nelle nostre scuole e che ci ritroviamo di vedere idee, abbiamo bisogno di un filo permanente. Subito il primo filo era quello di un sbuggino di giornata. Come si sbuggina una giornata di scuola? Io ero a scuola materna, allora vediamo appena. Ecco, che è di una giornata di scuola bislingua. Bene a dire che il corso, il basso bene tra il corso francese è permanente. La scuola materna è più facile perché consigliamo mica uno spartitempo come quello che va dimostrato che era uno spartitempo elementare. La vita della scuola materna è più sciolta. I maestri accogliono le idee, li parlano con lei. La relazione è più intima, è più, c'è questa parte d'affezione, questa parte di relazione più che viene assai più facile che elementare. Ma se copiate il lavoro schietto, ciò che abbiamo chiamato unità pedagogica o attività satellite,
questo si vogliano fare sia in corso sia in francese. Era la scelta di un maestro. E erano concentrate a mattinata e pur se è stato più in francese che in corso scritto, perché ci dimostravo il lavoro l'ispettore non erano mica tutti più savants, donc vous verrez beaucoup de français, ma a lui da dire a scuola era un bagno linguistico permanente dalla nostra scuola, dunque si parlava assai in corso, l'aiuta materna era per savona, dunque faceva come a maestra parlava corso o più possibile i idee e l'imparare si faceva secondo il progetto di un momento in scuola. Questo è ciò che avete forse conosciuto voi nelle scuole. Non so mica se era nelle scuole bilingue, ma a Ghisonaccia il lavoro bilingue è stato messo in piazza nell'anno 2000, sino al 2018 e sul lavoro bilingue ha puntato già ciò che è fatto dopo in immersione. Ma questo vi era voluto. Dunque, vediamo come era un progetto, se vuole il publisher dammi qualcosa, il publisher non vuole mica sempre. No, ma lasciamo un po' così. Vi mostrerò. Ecco, qui è per esempio un progetto con un VNDMI, ma non è molto importante. Qui è forse metterà di appena più corso, si vede appena, è un progetto di un periodo. Come si faceva a scuola, non mettiamo che è un mese di settembre di rientrata. A rientrata, i 5 domini di insegnamento a scuola moderna, perché in scuola moderna si funziona mica in un programma, ma da domini di insegnamento, i 5 domini a lingua, e matematica, diciamo, costruire i primi tratti per strutturare il avanzamento, c'est tout ce qui touche aux mathématiques. L'attività motrice, agire, prendere, tutte le attività fisiche e l'attività artistica sono i 5 domini di danno per l'insegnamento a scuola materna. Tutti questi domini erano riflettuti sia in corso sia in francese e le idee avevano la possibilità di campare e lingue a tempo. Benedicchi, non si dice di parlare di imparare a Village Troc a lui, saludeva bene, da Montbage, saludeva bene, questo è a Village Troc, all'imparare in corso. Ma non si dice, la d'imparare in corso. Ma se ha da parlare di Village Troc, ne può parlare o in corso o in francese. La maestra, dando, toccava a ella di far capire le idee che a lingua corsa era di noi a lingua di comunicazione. Quelle idee, a lingua di comunicazione quando ella entrava nella scuola, era lingua francese. Parlavano francese, era lingua francese. C'erano chi parlavano spagnolo, c'erano chi parlavano maroccano, c'erano chi parlavano portoghese, ma per lo più era la lingua francese. E come va capire ai idee che a lingua corsa poteva essere di nuovo la lingua di comunicazione, di mettendo in piazza un bagno di lingua permanente, mettendo in piazza un'attività d'imparare in corso e di puntare sempre non da facilità di passare da una lingua a un'altra. E questa è la cosa più difficile per un CD. Non è mica sempre aperto a passare da una lingua all'altra. Fuori di idee che sono diciamo. A fortuna che noi abbiamo noi, perché in Ghisonaccia abbiamo portoghesi, maroccani, tunisiani, rumeni, mica romani, rumeni, e erano già aperti a passare da una lingua all'altra. E sono stati di lui
che hanno dato la possibilità di delegare monolingue, di passare da una lingua all'altra. Aiutavano molto, di una maniera naturale, l'arte di dire. E per questo che noi, maestri gesuiti, abbiamo sempre parlato di plurilinguismo, perché chi parecchie lingue aiutano a imparare altre lingue. E a lui da una scuola, di una vita plurilingua, molto più oggi dappertutto. Prima in Ghisonaccia erano scuole plurilingue, forse mica corti, perché chi erano pochi, era una città piuttosa, ma noi campavamo plurilinguismo in piazza di poi gli anni 70 e è una ricchezza, ciò che non capiscono mica certi maestri che la ricchezza che abbiamo noi portava il nostro insegnamento. Questa ricchezza ci aiutava di maniera regolare. Quando io dicevo un maroccano, quando non facciamo su più se era una zosola in corso, se era un poto, se era una torta, e abbiamo zucchero, è una parola appena difficile per dire che sono monolingue. Un maroccano dice, qua è facile a dire, perché chi è zucchero in maroccano si dice di questa maniera. Mica di questa maniera, ma si pronunciava di questa maniera. Sacca. Voilà. Io non lo so mica esattamente, ma era facile. Per i di monolingue era difficile. Per un CD che ha già un'altra lingua era assai più facile. La stessa affare per un CD che era portoghese e che quando noi parlavamo di avola di un lupo, diceva lupo, è facile, lupo. Ma un CD che non ha mai inteso la nostra lingua, lupo, un bel indicatore. Invece che il portoghese, il lupo, era la parola che la trovava a casa sua, era facile per lei. E aiutava l'altro, aiutava assai l'altro, perché lui diceva facile, e lui diceva non a principio la pensava la rete, poi dopo aveva capito anche, ma sul plurilinguismo a noi è sempre stato una ricchezza, una facilità da imparare per tutti. Questa è una. Per portare a un insegnamento di lingua, abbiamo di noi a primura di relazione con i parenti, perché quando abbiamo principiato, si faceva il bisogno, i parenti erano a favore, ma non sapevano mica ciò che si faceva in scuola. Allora, quando nostra squadra abbiamo deciso di mettere in piazza due attrezzi appena in più di nostro lavoro, non abbiamo mica abbastanza di genitore in più a fare così. Abbiamo messo in piazza un libretto di lei a voi famiglie e un quaderno di vita. Bene di chi? Tutte le parere che si faceva non da un periodo, sono in caso la giusti, ma la divorce qui. Allora, mezzi di genere. So, tutte strutture, un lessico, villastrocche o evole che noi facciamo in mezzi di genere, una ventina di ore, mettiamo in piazza si documenti bislingue per i parenti, perché i parenti certi parlano un corso, ma certo manca una parola. Mi ricordo di uno che lavorava a posta in Ghisonaccia e diceva: moi, Madame Luciani, vous savez, je lis chaque fois ce que vous m'envoyez. Perché la prima volta l'abbiamo mandato così, tutto un corso. Ma je ne comprends pas. Allora, abbiamo messo a traduzione e a certi, perché chi riusciva i parenti, li mettiamo a fonetica. Perché li corsi, perché non c'era l'ordinatore, fonetica non sapeva mica dove si trovava, dunque li scriveva tutta a fonetica. E
non un periodo, dunque avevano le strutture, le questioni, le singole o le villaggi che erano parate, e così in casa, domandai ai parenti, dicevo guardate, noi abbiamo fatto qui, perché abbiamo lavorato a vestitura. Quando arrivano alla seratina, dite, mettete il pigiama, mettete le giavate, a fare così, perché chi facciamo riunioni con i parenti e spieghiamo come noi facciamo a scuola, aiutiamo su voglio di referenza e poi hanno in casa, di un po' di cose e so figlioli. E dopo, perché li fossero anche di più convinti ciò che si faceva a scuola e come si faceva, erano mettiamo di noi, che guardavo di vita, sul quaderno era lo specchio di ciò che si faceva in idee, sbuginavamo gli oggettivi, perché chi facevamo mettiamo un francese appena in corso, perché chi era sempre questa problematica. Io questo parlo, non lo so mica leggere, io non parlo mica, questo lo mio francese, lo mettiamo appena di tutto e mettiamo, qui avete i ritratti di idee, le cose che non si faceva mica, mostro mica le idee, ma un po' di tempo che ho avuto, vi vedere conto, le idee non si mostrano mica, ma i parenti li avevano tutti dato l'autorizzazione di avere i ritratti di idee alla scuola, dunque era un documento come si dice, interno che l'avevano, di regola. Si faceva appena di tutto. Una village con esempi di come si mettevano in mano e con le due manubri. E cercavamo a mostrare ai parenti quando li volevano cantare una canzone in casa, come la metteva in mano quelle idee, perché queste idee le abbiamo fatto, lo facevano in casa, ma i parenti non abbiamo mica tutto, queste idee di 3 anni e mezzo, quando li parlano, l'articolazione non è mica sempre certa, i movimenti sono mica tutti gli stessi, allora mettiamo come lo si metteva in mano, come lo si faceva, e i parenti in casa, per poco hanno di Vancouver. Dico che una vita di maestro è una vita di lavoro, è una vita di lavoro. Vediamo i zideli, per esempio, vediamo i zideli che lavorano, facevano una lezione di grafismo, perché una village stroca che aveva dimostrato, poi mamma, diede di noi una maniera di utilizzare da dubra a umano da attrezzo di scrittura. Dunque, Emmanuel che si muovono per le idee di a scuola Madera di 3 anni, e beh, attrezzi per scrivere meglio. Dunque, adoperiamo a Village Troc e dopo guardiamo i figlioli, questi, che hanno da dire a Mina a mano, perché chi ciò che noi chiamiamo noi a motricità fine è di noi una maniera di far crescere l'articolazione, la facilità di scrittura e si principia con i giochi. E qui on va donner le stylo, pia meno, pia, ten, di pia così, si danno così, invece che se un lavoro è affinato prima con i giochi, canzoni, i parenti, quando li sono in casa, che hanno visto come i idee hanno lavorato, cercavano di non fare come lei hanno visto in un quaderno di noi. Cercavano di riproporre appena quelle idee di ciò che si faceva a scuola. E noi la sentiamo subito. Non abbiamo mica bisogno di dire, ah papà mi ha fatto lavorare ieri sera. No, la sappiamo, vediamo subito. Perché chi veniva a fare così, e poi hanno subito, tac. Ciò che noi abbiamo a presa in pizza era già messa in piazza. Allora, Louboulou, on esiste mica. Louboulou, c'est un personnage français, ou anglais, ou espagnol, ou italiano, non la so, ma in corso non esiste mica, manca appena.
Dunque, noi maestri, come facciamo per fare in corso una vola di Lubulu? E beh, facciamo come il giocattone. Anche non abbiamo mica cosa di Lubulu. Abbiamo l'oggetto libro, in francese, o in italiano, o in inglese, o in un'altra lingua, e facciamo una datazione. Allora, quando facciamo una datazione, c'est strictement interdit. Non abbiamo mica il diritto, ma come ha detto da una rettrice, madame, non so più come la si chiama, madame, non so più la rettrice che dirà prima, Benetti, os RDP da mesi, ma non sono mica abbastanza, allora tocca a noi maestri a fare cose così, a rubare all'interno, ce n'était pas diffusé, si stavano nelle scuole, ma si faceva tutta la datazione, allora avec des systèmes d'autocollants, perché l'oggetto libero di idee possa essere maniato, letto, perché non si deve dire, non sa mica letto, ma quando a volte travagliata, ascoltata, ripigliata, si deve più un libro, e ti conta la storia così guido. E quando uno porta un libro, perché i libri facevano passare bene tra la scuola e a casa, erano appena libri a spasso, diciamo, i baranti dicevano, ma sa lei? No, non sa mica lei, ha tenuto a mente, e tenia a mente a sua vola, con l'oggetto libro, perché un libro per un idea di 3 anni, per un tesoro, è qualcosa di nuovo. In casa l'anno, i libri, ma già come li guardano anche a scuola, è un oggetto che si rispetta, un oggetto che si tiene conto. E i baranti, quando li vedevano, nel tuo quaderno di vita così, una vola sfruttata, allora si vedeva la vola e si lavorava a girare la vola. I personaggi, il lessico, le strutture, le matematiche, abbiamo imparato di non sciogliere lingua, per fare stupidità e uguale. Non dove piede sciogliere lingua. Non esiste, non è mica. Tocca al maestro, di imparare, di creare, di fare. E, wow, sono mica poesia di Paul Valéry, ma o di 3 anni ha bisogno di questo. A fonologia, il lavoro non ha lingua, che lo sia in francese, che lo sia in corso, che lo sia in inglese, di fare facilitare la lingua per facilitare l'articolazione. E si compara, si dice, qua la fa qua, cose che inonda, chi per la scuola qui si comparano tutta in una, e sul movimento di lingua era una maniera di facilitare l'imparare di corso. Anche il francese, perché i, a, u, sono universali, ma tutto due, sul lavoro messo in piazza, dava un momento qui è un contrasto. Qui 2 idee, una giriregola. La giriregola della scuola che si chiamava Dudu l'orso e facevano parlare di Dudu l'orso. Qui 2 parole così sono principi di contrasti che si facevano dopo a scuola di Mizzania, a scuola di Randi, a USP, e le idee sono capaci a articolare meglio e a parlare. E sono fieri, perché ha parlato come una maestra. Il lavoro qui è un lavoro di impegno permanente. A zero il maestro dice, les enseignants sono sempre in vacanze. Vieni, in vacanze, vedi oi il lavoro giusto. Ore esame di lavoro a zero permette a sexta di tutti per approntare il lavoro che facciamo a scuola e per rendere conto dopo alle famiglie di ciò che noi abbiamo fatto. Allora, non credete mica che i maestri siano sempre in vacanza? Non abbiamo appena detto. Abbiamo studiato. Ma è un bel mestiere. È un bel mestiere.
cioè essere appassionati, perché un mestiere di insegnante è un mestiere fatto con passione. Se non va mica con passione, o piacere di insegnare, non si deve con insegnante, si è un funzionario. È un peccato. Di una scelta che si va a principio, se non piacere mica non sono un mestiere così, fa da strafare. E sul lavoro appassionante di insegnante, io l'ho campato da principio, quando lo si faceva poco corso nelle scuole, io ciò che mi piaceva fare è insegnare in lingua corsa, questa, di parlare un corso, e di buone parte con l'altro. E per questo che quando aveva la possibilità di va a strafare, di essere consigliere pedagogico, di passare un esaminuccio per essere a strafare, ha già sempre riusato, perché diceva a me ciò che mi interessa, di un rapporto con i idee e di va avanzare l'insegnamento di un corso nelle scuole. E aveva per tanti anni avevo giovani stagianti che facevano come si chiamava la formazione all'ISP, M1, M2, e con piacere di buone parte con lei, a esperienza, di aiutarli a lei a fare la scuola, secondo l'annata che lei erano cercavano seguenza a fare scuola di 3 o 4 seanze, si divertiva. Per tanti anni avevo ricevuto una stazione e a due partout di lei il piacere di insegnare. Abbiamo avuto la fortuna di ritrovare certe stazioni colleghi miei dopo, perché che dice poi a scuola di Sunaccia, perché ciò che abbiamo imparato noi l'abbiamo imparato a scuola, non è mica per non cambiare la sera, ma perché hanno trovato il piacere di insegnare, e questa o da di suo piacere o non lo ha mica. L'ultima di nostra esperienza è stata quella di in 2018 di l'insegnamento immersivo, quando si principia con un'oretta di corso, principio di carriera, e che poi si passa a 80% di insegnamento in lingua corsa, per me era una maniera di compiere un modo di lavoro di maestro, perché l'ispettrice che avevamo dato, Madame Del Bar, a telefonato un giorno à la scuola, la direttrice, donc, Madame Lugiani, voilà, nous avons ce projet, c'est novateur, est-ce que vous seriez intéressée par un enseignement en immersion en langue corse? Bien sûr, Madame l'inspectrice, ben c'est bon, certo, ça. Ma abbiamo consultato i colleghi, per me la risposta è positiva, per conto mio, siamo colleghi sono da concerto, vi seguiremo, ma vi mandiamo un anno da compiere, mica così, non si lampa mica male così, Noi abbiamo bisogno, perché eravamo tanto c'erano 8 maestre, 8 scuole, maestre che certe giovani, certe più anziane che avevano un'esperienza di anni, certe erano giovani, facevano 2 o 3 anni che erano maestre, avevano appena paura di noi. E per questo che per un anno hanno domandato all'ispezione di poter appuntare un progetto, perché l'insegnamento visivo è un affare, si basa da un corso francese, le français c'est le français, e non si tocca mica il francese, invece di questi era 80% di lingua corsa, 20% di francese, molto più per la sezione di handicap e la COSEP, perché facevano la frontiera dell'imparare di lettura, per i buttughi possiamo essere appena di più, ma c'erano certe affari che non abbiamo mai fatto un corso, mai. Abbiamo sempre fatto una matematica nel corso, abbiamo sempre fatto tutte le discipline artistiche, scientifiche, ma tutto ciò che toccava proprio all'imparare di
de ce qu'on appelle l'apprentissage de la langue française, ça restait l'apprentissage de la langue française. On c'era mica usoba un corso. Allora, abbiamo lavorato per un anno, i contenuti linguistici da imparare in corso in francese, a parte l'insegnamento francese, e ci ha dato un lavoro d'ogni sera per un anno di programmazione di lingua. Ciò che volete dire sono tutti gli oggettivi a mettere in piazza, dalla sezione di idioti alla sezione di Iran, mese a mese, per un anno. Allora, se vogliate che se abbiamo bisogno di un filo, per non perdere un filo, perché eravamo talmente abituati a funzionare nella imparare di un francese, che abbiamo bisogno di un filo per imparare di un corso. L'abbiamo un filo, ma mica stabilito completamente. Dunque, ci voglio dire, può essere un po' altro in comunicazione. Questa era facile, l'abbiamo più o meno fatto in delle nostre scuole bilingue. Ci voglio dire tutto questo all'orale, solo per l'orale. Ho scritto veniva solo per la sezione di Iran. Dunque, tutto questo l'abbiamo messo nella capire e imparare, perché tu capire è facile, imparare e produrre in continuo per idee, non era mai stato fatto. Dunque, tutti questi documenti qui che noi abbiamo fatto erano un filo per aiutare a fare le idee, può essere un in corso, mica una parola, una rasuccia, una struttura, no, una comunicazione in corso. Una discursata in corso. E per un CD di 3 anni sarà poco, ma per un CD di 6 anni abbiamo bisogno che tutti gli oggettivi fossero messi in piazza, stabiliti, realizzati, perché gli ungano a USP, quando la hanno entrata a scuola elementare, e sono capaci di tenere una conversazione completa. Dunque, che reagire e dialogare, contrastare e riflettere con l'altro erano cose che non abbiamo mai fatto, mai. Dunque questo è stato un lavoro di tutte le sere per un anno. Questo era per i giù, è stato fatto per i mezzani, è stato fatto per i rami. E gli oggettivi erano scritti per aiutarci e per, come dire, abbiamo sempre, quando abbiamo principiato in 2019, su documento in qualche luogo nel nostro scagno, perché diciamo, era la prima volta che lo si faceva e vogliamo essere sicuri che lo si faceva bene. Che ne abbiamo fatto di noi? Di che riflette nella fonologia della lingua. Noi questa facciamo così, di maniera appena naturale, non abbiamo mai stabilito una programmazione in fonologia per i gruppi, per i mezzani e per i rami. Non abbiamo mai fatto questo. Dunque questa l'abbiamo messa in piazza e ci ha aiutato per il lavoro di lettura, più per esempio paragonare e localizzare le sillabe. Non abbiamo mai fatto questo. Ça se fait en fin de grande section, ou en milieu de grande section, mais en français on faisait. On ne va dire mica un corso. Dunque tutto questo ci vuole che noi avessimo di nuovo un corso. Dunque l'abbiamo stabilito insieme, in squadra, per essere sicuri. E per essere un po' più sicuri di essere, come si dice, in armonia, d'une famille che sbaglia, abbiamo stabilito come si dice, un corpus, un lessico particolare
è unico per le nostre scuole. Per esempio, quando facciamo un corso in situazione di lingua, matematica, stabilirà un vocabolario specifico, era stabilito. Ma per l'attività grafica, tutto ciò che si impara per scrivere, ogni maestro faceva come la volia. Noi abbiamo detto no, così abbiamo stabilito una maniera abbiamo scegliere un lessico particolare per imparare a scrivere i libri. Perché se la maestra dice oh amico, o vai così girando, va bene. Ma se si trattava di fare un F, così, come usaria a dire? Allora, come maestro, sono stati di più i maestri di sezione di rang, hanno messo in piazza tutto un sistema lessigale che hanno principiato ad imparare da scuola di idioti. E qui non l'abbiamo mai fatta di noi. Dunque, programmazione e fonologia, la fisica e scrittura. Se lo sapete. Ecco. So a fare chi a voi vi parla un po' così, ma quando ho imparato a scrivere a scuola, la maîtresse ou le maître vous a mis dans les mains votre crayon en disant alors le haut on part du point ici, on tourne de ce côté vers la gauche, on remonte doucement et on fait une petite boucle tout en haut. Voilà. E come lei ha parlato nel corso? Dunque, abbiamo messo il nostro lessico in piazza e abbiamo deciso di lavorare solo sul lessico a prima annata. A seconda annata abbiamo messo, perché abbiamo un anno di esperienza, e abbiamo arricchito il vocabolario lessico, ma abbiamo tenuto in conto tutto questo. E tutte le lettere sono state, ecco, tutte le lettere, o buon tatabusso e i buon tiviati, o dietro è facile, o fiocco, tutte le lettere che facciano un fiocco, le F, i fiocchi alti, i fiocchi bassi, i puntali in su e i marrosoli all'indio, tutto questo l'abbiamo messo in piazza prima di cominciare a lavorare in immersione. Una volta che abbiamo stabilito tutto questo, eravamo pronti a insegnare, a mettere in piazza il nostro lavoro e ci ha aiutato assai. Dunque, sul lavoro così, l'abbiamo fatto con tutti i maestri che erano in immersione dell'educazione nazionale, perché è stato messo in piazza nel 2019, c'era la scuola di Montenegro, c'era la scuola di Ganne in Ajaccio, c'eravamo noi in Misunaccia e c'era... No, è stato l'anno dopo che l'ho gestato un'altra scuola, la scuola di Viscovato. Dunque, tutto questo lavoro qui l'abbiamo fatto con i nostri colleghi, con l'abbiamo ricavato perché prima erano scuole più che noi eravamo una scuola di 8 maestri e abbiamo di noi assai di esperienze, ma era più facile per noi di sparticolare. E sul lavoro che vi mostrato di noi, nella scuola di piccola sezione ne abbiamo fatto una ventina così per cui ogni giorno dà ai idee di scuola, abbiamo colleghi di sezione di nous, c'est du travail très artisanal, ma l'oggetto libro era importante e Giulia di tutti i giorni di idee potessimo usare una vola in corso, potessimo mangiare potessimo giocare con le parole che erano giuste, ma c'est vraiment de l'artisanal et de l'interdit. Questo non si va jamais che on est sous le coup de la loi, ma
abbiamo bisogno. Io ho portato dove vai in casa perché chi sono idee, ma è facile perché petite section ça va, ce non sono mica desti importanti. Immaginate una sessione di grandi quando c'è una vola come quella che ne so di, je sais pas, di un bufalo, un altro, una zona, che sono lunghi, testi lunghi, maestri lavorano, sarà des anni per avere documenti, per appoggiare, se non per questo lavoro. E questo è se i braccioli gusti permettono a noi più, per esempio quello di tre tobi pittori, tutto un lavoro in giro a vola. Dunque si faceva le matematiche, si faceva il francese, si faceva il grafismo, si faceva la motricità e a vola era un buntello di un lavoro messo in piazza in scuola. Sono cose che, bon, c'est artigianale, ma ci ha permesso di fare una scuola adatta a ciò che non vogliamo noi. E questi libri, lui, come li devati? Non l'abbiamo mica fatti, nous avons fait du collage. Allez, à scuola moderna, nous sommes les rois du copier-coller. Allora abbiamo un compito, Agata, appiccicatrice, sai così, con l'ordinatore, stampavamo, voilà, ciò che noi facciamo, on faisait d'abord un tapuscrit, on appelle, un script, l'abbiamo mostrato, dove l'ha il tapuscrit? E dopo incullavamo un'altra pagina. Voilà. Et voilà, ça c'est le tapuscrit. Riflettiamo come non vogliamo bien, perché che a volte non è mica, ne colle pas forcément exactement au texte, non è mica copier-coller, d'accordo, ma acconciamo, facciamo prima un tapuscrit, stampavamo pas un manuscrit, un tapuscrit, lo stampavamo, mettiamo a vola e dopo scriviamo secondo il libro come l'è rabatto, appiccichiamo e il destro non sta il libro. Bene a bene. Donc, bon. No, abbiamo un lavoro di passione, perché sennò non si fa niente. Ma così una ventina, per avere un anno di vole, di scuole, di lavoro, esattamente. Ci ho ben fatti, Vabbè, questo è artigianale. Vorrei nuovi. No, ma hanno bisogno di un libro da oggetto libro è importante per i zidenti, ha bisogno di manigliare, di poter bucare, di un atto di resilienza. Che di un atto di resilienza. Ah no, ma di più, francamente. Bon, e sono cose, si libri così, delle scuole, sono i puntelli di uno lavoro. Voilà. Sono i punti, abbiamo sempre bisogno di quello, perché chi dopo non ha una vola si va appena di tutto, si va in seanze e... Dunque, come vi ho detto prima, il lavoro di una maestra è un lavoro che fa con passione, che fa con piacere e non ci mica risparmiamo tanto. A 4h30 on n'a jamais fini. On fait des micavesse, i maestri che partono a 4 mesi di scuola senza vanno, non esistono mica, o allora sono funzionari, non sono mica maestri. Perché chi dico, a me mi piace di più la parola maestra, perché c'è la nozione di maestria, d'arte, insegnare di un'arte, ma di un'arte che si faccia con piacere, se no si faccia niente. Ecco, voglio testimoniare il lavoro di una maestra, una vita di maestra. Ci sono chi vogliono fare maestri così? Quando a me hanno riflettuto, quando
E se avete domande a fare, ma Luciana, avete domande? Che domande fate? No, non siete mica interessati, no. Non siete mica... Ce la fa l'occupazione, se non avete mica se non vi piace mica. È una costante, gli studenti di studi di corsi in generale non vanno mica verso Allora, un si professorato dice, di scuola. a ricordo di un anno abbiamo avuto una promozione c'era una promozione maggiormente qui perché abbiamo avuto pochi anni fa una promozione di femmine in studi corsi, cioè studi primarie, e a maggior parte volevano essere maestri, professori di scuole e a maggior parte ci sono giunte. Dunque è vera l'idea che si così in una promozione hanno un obiettivo che dopo studi corsi può portare a studi corsi No, ma c'è un percentuale abbastanza basso di questi ultimi anni, di studi di corsi che vanno verso il professorato di scuola. Ce n'è di tanto in tanto. No, ma ciò che lui già sapeva è che quando abbiamo fatto gli studi di corsi, e lo abbiamo fatto, non l'abbiamo fatto, gli studi di corsi aiutano. A me mi hanno aiutato, proprio aiutato a ricchezza di tutto ciò che bisogna fare, perché l'insegnamento di qualcosa da stare aperto, e in tutto caso da un cancello all'attività motrice, a nozioni scientifiche, e tutto è dare un campo universitario mi ha permesso a me di approfondire appena il lavoro di maestro, perché sennò sarebbe fermo appena liscio, e non mi piace. E avere nozioni più approfondite a me mi interessa. Bon, dopo penso che tutti non sanno mica oggi ciò che l'hanno proprio da va e ciò che avete già i progetti da bene professionali o no? Proprio. E chi volete fare? Chi voleva fare? Io inizialmente sono dei licei. Allora hai bisogno di passare la testa. E voi, Isidele? Non sapete ancora? Non sapete. Tu? Maestro. Tu maestro? Vedi che cosa aspettare. Ma di Ma è appassionante, è appassionante. O essere maestri, o piacere di lavorare in squadra è importante, non è mica facile, ma è importante. Oggi i maestri non sono più come noi quando abbiamo principiato nelle scuole uniche di paesi, eravamo assai isolati, si vede più nelle scuole con parecchi colleghi, e di lavorare in squadra è importante. Mica facile, ma è importante. Bon, e poi c'è da dire che voi quando avete cominciato la IETA non c'era nulla, Avete creato tutto a fuori misura, tutte queste generazioni di maestri che hanno giusto appunto portato documenti, avuto idee creative come queste, e io trovo che lei è magnifica. No, per avere delle scuole, un materiale, le scuole che sono in immersione, non hanno mica materiale adatto, i maestri continuano a produrre il proprio materiale. Canopé non si sono andati all'immersione? Poco a fare, poco. Dopo E non corrisponde mica sempre a ciò che tu fai nelle due scuole, qui è un e dunque i maestri hanno bisogno di creare un materiale proprio. E come va allora? Perché Canopé con tutti questi domandatori di esperienze, giusto che Marilyn Menozzi per esempio ha prodotto una traccia Ha lavorato durante parecchi anni, dove è uscito un libro, aiuta i maestri che sono USP che hanno deciso di lavorare sul metodo, ma ferma uno. E tu per esempio, se tu hai puntato un Canopé, non ci sarebbe mica maniera di
caccia una pubblicazione di tua esperienza che no, ma il punto è questo. Nelle scuole c'è come dite, un fosso tra un momento in cui tu fai a scuola e un momento in cui tu hai bisogno di adoperare un lavoro di canopé. Perché se tu hai un lavoro di canopé, ci pensi un anno prima e ti dici, bon, là di adoperare un momento a scuola, mettiamo un mese di marzo, ma da settembre a marzo ti giochi tutto questo. Non ci sarà mai un metodo in kit pronto tu la rassegna abbiamo bisogno di... Dopo i maestri sono aperti a fare questo. Noi non ci poniamo manco più la questione. Ciò che mi mica nota i oggettivi pedagogici, quelli di scuola erano, per me era un lavoro di scuola, ma quando l'immersione è stata messa in piazza in Ghesonaccia, per 3 anni, 4 anni abbiamo fatto tutto sul lavoro di lui, e poi a me mi pare un peccato che il lavoro non fosse mica continuato all'elementare. Perché era previsto solo per le scuole moderne. L'Educazione nazionale aveva previsto ça. Bon, peccato. Era in fine di carriera e il posto di direzione all'elementare si è liberato. Se non da 2 giorni, che ha fatto, ha pigliato un bastone, ha detto, Marie Claude, ha toccato qua là, e quando il bastone ha picchiato tutto da urino e ha detto, quindi non si dava appena immersione, perché chi sapeva che c'erano maestri convinti. Sono passati a pigliare un posto di direzione e gli ultimi anni della mia carriera ho messo come si dice, in piazza un funzionamento che si avvicinava all'immersivo. Oggi l'educazione nazionale ci ha permesso per via di così, leggi, attratti che si chiamano PACT, di mettere in piazza l'immersione, un'esperienza immersiva. Ci sono 2 EP, 2 ISE1 e un CE2 che funzionano l'immersione alla scuola elementare di Sonaccia. Dunque, non si pianta mai, era in fine di carriera, diceva, bon, come di venire, ho cominciato un progetto a Maderna, non voglio mica che si compie così a Maderna. Andare appena in su, perché chi si dedicano a lavorare, chi sono capaci di parlare in corso, di comunicare in corso, non hanno mica continuato all'elementare. Dunque, l'anno passato hanno messo in piazza hanno fatto appena come noi, c'è una scuola che ha detto, bon, io lavoro quest'anno 1000 e si è messa tutta l'annata, quest'anno sono 2 EP, 2 ISE1, un CE2. Chi sono i patti? Le PACT. Io e me, l'ha detto un po'. Sono progetti che tu metti in piazza e so piede a un conto dall'amministrazione. Progetti a scuola? Una scuola, come l'anziano a scuola di scuola? Così. E qui un PACT di sperimentazione immersiva, aspetta, là di non forse Dunque, il PACT è lavorato dalla scuola stessa sulla direzione di un direttore. Ti lasciano mettere in piazza, ci sono di tutte le maniere, il PACT, il y en a sul patrimonio. Il patrimonio. E se maestri questi, se 5 maestri qui, hanno deciso di mettere in piazza, di mettere un budget in piazza, non per l'immersione. E sull'agio, non so più se ne ma bon, dunque non si pianta mai di... Spero che tu devo dire qualcosa. Giusto per mostrare giù che la PACT, projet d'enseignement. Voilà. Projet pédagogique d'enseignement innovant. Ah, c'est ça. Ecco, ciò che sono elle che hanno messo qui in piazza. E su patto dunque ti dà un tanto d'ore di possibilità di insegnamento? Sì. Ho buttato di chi faccio dalla scuola, c'è una valutazione che sarà messa in piazza dai maestri, come
A me mi piace pensare appena un corso integrato di dopo, sai, l'educazione nazionale ti dà la possibilità di fare un progetto, ma un seguito dietro, così. Ecco. Ma dire un peccato che lo si firmi sull'immersione alla scuola materna. Dunque così, dire un'esperienza, ben dire che durerà quanto ne durerà 2 anni o durerà di più, direi che per 5 anni mi pare, ma è più difficile per i maestri, perché si tenuti da un programma, sono tanti cappadocia, cioè c'è proprio motivati. E l'immersivo climatique, ça da stare appena o patineggia? Tu sai è un lasso. Allora, l'immersivo di soluzione, io dico a Franca, l'immersivo di soluzione per imparare una lingua. C'è un modello che ce l'ha perché chi ce l'ha campato da un po' di noi siamo delle scuole dove si campa l'immersione, ma c'è campato questo paese. L'immersione è un momento delle scuole. È un peccato che non sia mica a vita fuori dalla scuola, perché chi fuori dalla scuola malgrado tutto, a campa di oi, l'immersione non c'è mica sempre. Parla di tra di oi in corso. Appena, ieri, dell'antontan. E quello che ci manca. L'immersione in scuola, perché chi dico, c'è campato con la vita di un paese. Io dico che l'immersione all'80% è un affare positivo perché chi non c'è mica che lo si parla di non francese. Questa è una realtà. Poi non mica dire, ma a scuola si face con un corso. No. A scuola si face come lo si face ora. Si face un corso e si face una per il francese. Dunque l'immersione per te è di no bislinguismo. È un plurilinguismo che è importante. E saresti a favore tu a un'immersione lungo la scolarità fino a USM2 per esempio a 80%? No, non puoi mica avere 80%. No, è diviso dalla legge. La legge è divisa. Ma tu saresti piuttosto a favore di una continuità di immersione primatrice a 80% fino a USM2, per esempio? Non sarà mica 80% perché la legge non la permette mica in Francia. No, d'accordo. Ma è importante di sapere che la soluzione è di imparare una lingua. Ma ciò che fa con il paese, ciò che fa con la vita in girate. Cioè mica dire no, non si face con un corso, mica vero. Le monolinguisme n'a jamais été une solution, questa sappiamo. E ne è una realtà. Allora, dunque, cioè campa con la vita in generale. Dunque, imparare un corso a scuola è una delle soluzioni per imparare una lingua, non è mica sola. Se un corso ferma solo la lingua della scuola, non può mica andare. Come si chiama il sindrome di Boccale? Voilà. Dunque abbiamo bisogno di guardare noi come lo si passa e di campare a lingua come lo si campa voi, Ecco, allora ti ringraziamo assai, buon Era mi giovanotti in circa di scambiare, a volte patrioti paroli a cristallo, un sogno cittadella, un vuli a stanciare.